Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre, tante le notizie, tante anche i collegamenti con le nostre redazioni ed ovviamente la cronaca in primo piano perché ci sono delle novità sul giallo di Borgo Veneto in provincia di Padova sul corpo della 55enne che ancora lotta tra la vita e la morte in ospedale. I sanitari avrebbero riscontrato dei segni sospetti. È ancora intubata, in prognosi riservata. Sono gravissime le condizioni della donna di 55 anni trovata incosciente vicino al corpo senza vita del compagno, ucciso da un colpo di pistola che sembra essersi autoinferto. Cosa sia accaduto resta ancora un vero e proprio giallo, anche se sul suo corpo sarebbero stati riscontrati dei segni che potrebbero essere compatibili con quelli di una lotta, segni che rafforzerebbero una delle ipotesi degli inquirenti, quella del tentato omicidio-suicidio. Se queste sono ipotesi che solo l'eventuale testimonianza della donna e i risultati dell'autopsia sul corpo di Silvano Vigato, il compagno 65enne trovato senza vita nella villetta di Via Rossini, potrebbero suffragare, di sicuro sono risultati negativi gli esami tossicologici effettuati. Nessun indagato per il momento nel fascicolo aperto dalla Procura di Rovigo che indaga per istigazione al suicidio e lesioni personali aggravate. Le indagini dei carabinieri di Este restano aperte a 360 gradi e continuano a vagliare tutte le strade a partire dalle testimonianze raccolte, tra cui quella di una vicina di casa che mercoledì pomeriggio avrebbe sentito qualcuno litigare nell'abitazione di Vigato, dove poche ore dopo la figlia della 55enne avrebbe scoperto la tragedia e dato l'allarme. E continuiamo con il gravissimo incidente avvenuto in A13, viveva a Due Carrare ed era un agente di commercio. Il 60enne è morto ieri in uno dei tragici incidenti avvenuto lungo la A13. Si chiamava Carlo Piccolo, era in autostrada per lavoro, aveva 60 anni, viveva a Due Carrare ed era agente di commercio per una ditta di depuratori di Padova. L'uomo morto ieri mattina in uno dei due tragici incidenti avvenuti a distanza ravvicinata lungo l'autostrada A13 tra Stanghelle e Boara Pisani. Il più grave alle 11 quando l'auto su cui viaggiava Carlo Piccolo, una Mini Cooper, ha tamponato un tir che la precedeva. Nonostante il disperato tentativo di rianimazione dei sanitari del SUAM 118 sul posto con i vigili del fuoco, per il 60enne non c'è stato nulla da fare. Il secondo incidente in autostrada in una mattinata drammatica, 5 feriti nel tamponamento tra un'auto, un furgone e un camioncino compattatore dei rifiuti, avvenuto poco dopo le 9 a 2 chilometri di distanza, al chilometro 76. Frasi razziste dalla panchina ai giocatori della squadra avversaria sono stati denunciati e raggiunti da un daspo di 5 anni dalle manifestazioni sportive. Due calciatori ventenni del San Giorgio in Bosco. Sentiamo Chiara Gaiani con il questore di Padova Marco Odorisio. Allora, l'episodio risale al domenica 19 gennaio, uno scontro valevole per il campionato di tipo juniores provinciale, Real Padova contro il San Giorgio in Bosco. Durante tutta la partita dalla panchina partono degli insulti molto pesanti nei confronti di alcuni giocatori. La polizia è intervenuta, la Digos ha fatto degli accertamenti, degli approfondimenti, anche perché insomma alcuni ragazzi sono usciti proprio dal campo di gioco, lo ricordiamo piangendo a quest'ore. Oggi la notizia di questi due gravissimi provvedimenti che hanno raggiunto due giocatori del San Giorgio in Bosco, due ventenni, che sono stati raggiunti da una denuncia penale e anche dal provvedimento del DASPO per 5 anni. Intanto partiamo dal penale, due denunce, il questore di Padova Marco Odorisio. Per che cosa sono stati denunciati questi ragazzi? Sì, non appena abbiamo appreso di questi fatti, immediatamente la Digos si è attivata, perché si tratta di fatti che hanno anche una rilevanza per l'appunto di tipo penale, quindi sono stati convocati i vari attori, dai calciatori ai responsabili delle società di calcio, quindi è stato contestualizzato quanto appunto era accaduto e sono stati individuati questi due calciatori appunto del San Giorgio in Bosco, che a più riprese durante la partita dalla panchina
hanno rivolto frasi con discriminazione di tipo razziale nei confronti di 3 giocatori, in ragione appunto del colore della pelle, 3 giovani giocatori del Real Padova. Accertati queste condotte, poi addirittura uno dei 2 calciatori ha ben pensato di postarli poi sul sito ufficiale, no? Dove vengono appunto messi i risultati dei campionati. Parliamo di un campionato juniores, quindi a dimostrazione di una consapevolezza proprio di voler come dire, infierire, usiamo i verbi giusti, in questa situazione. La Digos ha svolto gli accertamenti, quindi sicuramente parliamo di condotte di rilevanza penale. L'articolo 604 bis del codice penale, appunto la propaganda e istigazione alla discriminazione di tipo razziale, di tipo religioso e di tipo sessuale. È un reato che nella prima ipotesi, il primo comma, quello contestato, prevede fino alla reclusione a 1 anno e 6 mesi, nelle ipotesi più gravi fino a 6 anni. Quindi sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per l'articolo 604 bis. Poi c'è tutto un discorso che riguarda appunto i provvedimenti amministrativi di prevenzione, e quindi ho adottato il provvedimento di Daspo per 5 anni, divieto di accesso alle manifestazioni sportive, che ha una valenza su tutto il territorio nazionale per ogni tipo di manifestazione sportiva, non solo la partita di calcio, anche una partita di tipo amatoriale piuttosto che una partita di altro tipo. Quindi sicuramente un fatto gravissimo, quantomeno che possano ravvedersi, capire, almeno giungere il minimo che possano fare a scusarsi con le vittime. E poi dall'istruttoria della Digos è emerso che siccome sono stati reiterati questi atteggiamenti, anche la stessa dirigenza, chi stava in panchina, io al loro posto li avrei presi e mandati immediatamente negli spogliatoi. Quindi la riflessione è molto ampia, deve interessare un po' tutti. Questo episodio di giovani, di giovanissimi, dove poi parliamo di contesti sportivi dove appunto si gareggia, c'è la sana rivalità, la competizione, il rispetto delle regole, c'è chi fa sport a qualunque livello, è testimone di questi valori positivi. Qua invece arriviamo alla negazione, al sovvertimento dei valori, dove addirittura si postano in rete veramente queste discriminazioni razziali, e quindi il minimo che possono fare, mi auguro umanamente, che cerchino la forza e il coraggio di comprendere intanto il loro errore e di scusarsi con le vittime. Ma c'è tanto da lavorare, signor Questore. Sì, non solo dei giovani, perché poi nei 2 precedenti casi, siamo al terzo dall'inizio dell'anno, là addirittura sono gli adulti. Nel caso della partita di basket un genitore, nell'altro caso sono 2 persone mature, quindi c'è anche da chiedersi, non è che i ragazzi sono espressione di ciò che nelle famiglie viene fatto o non viene fatto, che si sarebbe dovuto fare, quindi neanche colpevolizzarlo in maniera semplicistica, dire è colpa del ragazzo. Quei ragazzi sono espressione delle nostre famiglie. Sempre in ambito sportivo un altro provvedimento, questa volta arriva dal Trevigiano. Era stato squalificato per un turno la scorsa giornata in occasione del derby con il Santa Lucia, così domenica scorsa 26 gennaio si era accomodato negli spalti dello stadio di casa per vedere la sua squadra. Il Susegana è impegnato nel match di seconda categoria con il Giavera, ma Riccardo Lovatello, 24 anni, assessore allo sport del comune di Santa Lucia e centrocampista del Susegana, si sarebbe distinto per un comportamento oltremodo offensivo nei confronti dell'arbitro, il 20enne Simone Morsanutto. La giacchetta nera lo ha riconosciuto tra gli spettatori nel momento di stilare il referto ufficiale della gara, vinta dal Giavera per 3-2, ha segnalato Lovatello, insulti all'arbitro per tutta la partita, ha sentenziato Morsanutto usando anche un linguaggio blasfemo ed è arrivata la stangata. Il calciatore è stato squalificato dal giudice sportivo per ben 4 giornate. Ed ora invece ci spostiamo a Vicenza. Blitz degli attivisti che nella notte hanno occupato il centro sociale ai Ferrovieri. La palazzina è destinata ad essere abbattuta per i lavori della TAV, l'infrastruttura che gli attivisti contestano e a cui si oppongono. Per noi sono sul posto, lo vedo già dallo schermo, il nostro Daniele Garbini insieme ad Andrea. Benetti. Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a te ai telespettatori, confermo, siamo proprio alle mie spalle, quello che vedete questa mattina è quello che così appare il bocciodromo che è stato occupato nella notte dopo un'azione di forza fatta dagli attivisti che diciamo subito avevano in concessione l'immobile ormai da diversi anni, decine d'anni, proprio era diventato un riferimento nel quartiere Ferrovieri anche di un modo di fare cultura, musica e un presidio insomma ben connotato, che però era stato poi decaduta la concessione e le chiavi erano state consegnate dell'immobile all'amministrazione giovedì scorso, perché è destinato ad essere abbattuta come anche altri condomini della zona che insomma sono interessati dagli espropri della TAV. Ecco, questa notte a mezzanotte, vero Eleonora Curioni degli attivisti proprio ci sta raccontando, adesso racconterà, insomma sono tornati a occupare l'immobile dopo un concerto nel vicino Caracol centro sociale. Hanno manifestato proprio in tardissima serata in un corteo di almeno 500 persone lungo la via, a quale si sono anche aggregati dei residenti, e sono tornati a impossessarsi dell'immobile, perché a questo punto cosa volete che diventi? Insomma, è un presidio, è anche un segnale verso chi e a testimonianza di che cosa? Sì, allora noi ieri sera a mezzanotte abbiamo rioccupato il centro sociale Bocciodromo perché crediamo che spazi come questo in città servano e siano necessari, anche perché viviamo in una città vuota in cui non c'è niente, quindi noi con le nostre iniziative, le nostre attività che facciamo da ormai 15 anni, il nostro obiettivo è continuare a farle, portare avanti la socialità e la cultura che abbiamo fatto fino ad adesso, e siamo anche qua perché questo sarà un posto che verrà abbattuto dal TAV, quindi oltre ad essere uno spazio di socialità e di cultura vuole anche essere un presidio no TAV, perché il treno ad alta velocità è un progetto che distruggerà il quartiere e non solo, quindi noi siamo qua per difendere lo spazio ma anche il territorio, per cui rimarremo qua fin quando non ci porteranno via e lo faremo convinti. Ecco, la resistenza anche che fate in nome di alcuni cittadini. Ricordiamo solo la settimana scorsa avete anche sostenuto uno dei primi sfratti esecutivi nel quartiere vicino di San Lazzaro, come queste altre situazioni in cui questi inquilini non hanno ancora avuto un aiuto, una sistemazione consona, pur avendo i proprietari avuto gli indennizi. Ecco, rallentano, e questo bisogna dirlo, tutta un'opera a livello internazionale. Ecco, su questo c'è una parte di critica. Voi comunque rappresentate gli interessi di una minoranza. Cosa si risponde a chi vi avanza questa critica? Sì, noi potremmo essere la minoranza, ma un anno fa appunto occupavamo i boschi, questo che abbiamo alle nostre spalle, quello di Calte. Un anno fa dovevano occupare il bocciodromo, però oggi siamo ancora qua. Ci sono più di 30 famiglie che rischiano di essere sfrattate a causa del TAV, quindi io a quelli dall'alto che ci vogliono silenziare, io rispondo che ok, voi volete costruire il TAV, ma voi dovete anche sostenere le famiglie a livello economico e trovare delle soluzioni per le famiglie che finiranno per strada. Ecco, intanto ringraziamo Eleonora e seguiremo poi la vicenda. Ricordiamo che sulla questione è intervenuto anche l'ex sindaco Francesco Rucco, che ha fatto sentire insomma la sua voce. Ecco, con questa dichiarazione restituisco la linea allo studio. La notte scorsa i manifestanti del Bocciodromo hanno rioccupato gli spazi comunali dei ferrovieri. Ancora una volta la dimostrazione di un atteggiamento contro le regole, contro l'amministrazione comunale che però deve prendere attraverso il sindaco le distanze in maniera netta e decisa. Quell'immobile va abbattuto per l'alta velocità e alta capacità, non possiamo lasciare spazio a chi non rispetta le regole, e quindi provveda immediatamente il sindaco a fare intervenire le forze dell'ordine per uno sgombero immediato. E continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo nel Trevigiano e torniamo a parlare dell'omicidio di Vittorio Veneto. Riccardo De Felice, il 27enne che uccise il padre, è stato assolto per infermità mentale. Uccise il padre nella sua abitazione a Vittorio Veneto colpendolo alla testa con una sbarra in ferro e accoltellandolo 3 volte alla gola. Riccardo De Felice in corte d'assise è stato assolto perché non imputabile al momento del fatto. Il giovane dovrà rimanere in libertà vigilata per 10 anni presso una comunità dove sarà curato. In aula era presente Riccardo, ma anche la mamma dell'imputato, visibilmente commossa. La mamma non l'ha mai lasciato, mai, è sempre stata al suo fianco, vicino, capendo sin da subito che il ragazzo aveva una patologia, quindi è malato,
stiamo parlando di un atto sconsiderato, stiamo parlando di un atto di una persona malata. L'omicidio avvenne la notte del 16 novembre 2022 al residence alle Ortensie di via Rosolène. Riccardo, uno studente modello laureato a pieni voti in filosofia, da qualche tempo aveva cominciato a lamentare dei disturbi senza però farne parola a nessuno. Si era convinto che gli amici, da cui si era progressivamente distaccato, parlassero alle sue spalle. Ad aggravare una situazione già difficile, la malattia del padre Francesco, 56 anni, a cui venne diagnosticato un tumore alla prostata. A questo si aggiunsero dei personali problemi di salute di Riccardo. I medici gli avevano scoperto uno scompenso cardiaco per il quale si sarebbe dovuto sottoporre ad alcuni esami. La notte in cui ammazzò il padre, Riccardo era in preda ad uno stato delirante e allucinatorio che lo aveva portato a travisare la realtà. Il tutto aggravato dalla sindrome di Capgras, un disturbo psichiatrico persecutorio che porta a vedere dei sosia di familiari e amici. Il ragazzo non era capace di intendere in quel momento perché vedeva nel padre un'altra persona a tutti gli effetti, tant'è vero che poi le risultanze della consulenza hanno ritenuto che lui fosse affetto da una sorta di schizofrenia e in particolare una malattia che si chiama anche del sosia. Riccardo in pratica vedeva nella figura del genitore non il padre biologico ma un impostore, un demone. Quello, disse alla madre, non è il babbo, qualcuno lo ha sostituito e quell'uomo ci picchia. Poi il tragico epilogo, il ragazzo ora è in comunità. In questo momento è ancora a Roncolladici, in questa comunità dove rimarrà fino ad agosto. Da agosto i servizi che lo hanno in carico sceglieranno un'altra comunità dove andrà probabilmente a lavorare a tutti gli effetti, sempre seguito naturalmente dai servizi che saranno incaricati di tale fatto. Ci sarà poi il Tribunale di Sorveglianza che dovrà vegliare su questa situazione per circa 10 anni. Da questa malattia, spiega il suo legale, non può guarire, ma deve essere stabilizzato per poter vivere almeno serenamente. E rimaniamo sempre nel trevigiano. Svaligiò un'abitazione ad Altivole fuggendo con 2.000 euro di bottino, poi fece perdere le sue tracce, ma grazie al RIS di Parma è stato identificato e denunciato. Il malvivente si serviva di molteplici identità. Aveva la bellezza di 29 alias, il 42enne di origine serba senza fissa dimora, identificato e denunciato dai carabinieri. Alle spalle numerosi precedenti. Il 20 novembre del 2022 aveva messo a segno un colpo nell'abitazione di un operaio di Altivole in via Castellana. Dopo aver scassinato la porta d'ingresso, l'uomo è entrato arraffando tutto quello che poteva, monili in oro e denaro contante, per un danno stimato in circa 2.000 euro. Ad agire con il 42enne due complici che tuttora non sono ancora stati identificati. Dopo oltre 2 anni il ladro è stato individuato. Siamo riusciti, grazie anche alla collaborazione del RIS di Parma che ci ha dato una grossa mano nel raffinare le immagini della videosorveglianza che avevano acquisito i colleghi della compagnia di Castelfranco, a dare un volto a questo soggetto che in realtà aveva molte identità. Per arrivare al nome del 42enne, gli inquirenti hanno analizzato innumerevoli filmati di videosorveglianza, riuscendo ad estrapolare i fotogrammi utili all'individuazione dell'uomo. Dalle immagini di videosorveglianza siamo riusciti poi a risalire anche all'autovettura e di lì a comprendere che appunto era una BMW con delle targhe rubate in un'altra provincia. Il soggetto infatti adottava un consolidato espediente per eludere le indagini delle forze dell'ordine, forniva ogni volta generalità differenti, risultando di fatto incensurato e sfuggendo così ai controlli incrociati. Il 42enne ora deve rispondere di furto aggravato e ricettazione. Le indagini dei carabinieri continuano per identificare i 2 complici che hanno agito con il 42enne serbo e per accertare se siano responsabili di altri furti nella Marca. L'appello dell'arma in caso di furto o movimenti sospetti, chiamate subito il 112. Come abbiamo sempre detto e non ci stancheremo mai di dirlo, la prima cosa è cercare di fare una rete di informazione che ci consenta di acquisire tutta una serie di elementi per poter poi sviluppare le indagini, e tra questi sicuramente l'avvisare il 112 quando si ha qualche sospetto, anche magari facendo una telefonata in più. Noi non abbiamo nessun tipo di remora a elaborarla e a processarla, perché comunque sono tutte informazioni che ci servono per poi intervenire preventivamente, quindi non soltanto un'attività di contrasto, per cercare di arginare il fenomeno.
Esattamente 8 mesi dopo la tragedia, la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini sulla tragedia del Natisone. Secondo la Procura i ragazzi sono morti per la negligenza degli operatori che hanno gestito le chiamate di soccorso, 3 vigili del fuoco e 1 della Sores. Patrizia Cormos nell'ultima telefonata al 112 delle 13:48 aveva invocato l'invio di un elicottero. Il doppio India dell'elisoccorso regionale decollò solo alle 14:07 e arrivò sul posto alle 14:13, più di 40 minuti dopo la prima chiamata di soccorso, ma i 3 ragazzi erano stati già travolti dalla piena del fiume 3 minuti prima. Ad 8 mesi esatti dalla tragedia, la Procura ha comunicato l'avviso di chiusura delle indagini avviate sui soccorsi del 31 maggio del 2024, quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar furono travolti dalla piena del fiume Natisone mentre si trovavano su Premariacco Beach. Gli indagati per omicidio colposo sono 3 vigili del fuoco in servizio nella sala operativa del comando provinciale e un operatore della sala operativa regionale emergenze sanitarie. Si tratta dei vigili del fuoco Andrea Lavia, 60 anni, capoturno, e degli operatori Luca Mauro, 49 anni, ed Enrico Signor, di 58 anni. Michele Nonino, 40 anni, operatore della Sores, è il quarto indagato. L'indagine della Procura è tutta incentrata sulla gestione del soccorso dal momento della prima telefonata di Patrizia Cormos delle 13:29. Dopo quella chiamata, un altro tentativo andato a vuoto alle 13:34 ed altre 2 telefonate, una alle 13:36, durata 11 minuti, in cui la ragazza avvisava del rapido innalzamento del livello del fiume, e l'ultima delle 13:48, con la disperata richiesta di invio di un elicottero. Secondo la Procura, i 4 operatori, mediante condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza, hanno cagionato la morte dei 3 ragazzi, sorpresi da una piena improvvisa, mentre si trovavano sul gretto del fiume Natisone, che li ha trascinati e uccisi per annegamento, dopo essere rimasti in attesa dei soccorsi per circa 40 minuti. Al capo turno dei pompieri Andrea Lavia si contesta di aver disatteso le procedure operative per la gestione delle chiamate di soccorso, secondo cui sarebbero dovute essere inviate le unità più vicine al luogo interessato, e di non aver dato disposizione di chiedere immediatamente l'invio dell'elicottero della Sores, che sarebbe arrivato al massimo in 13 minuti. Ai 2 vigili del fuoco, Luca Mauro ed Enrico Signor, viene contestato di non aver localizzato il punto esatto da cui Patrizia Cormos aveva fatto le chiamate, non comprendendo dunque che in quella situazione l'intervento sarebbe dovuto essere necessariamente effettuato con l'elicottero. All'operatore in servizio presso la Sores, Michele Nonino, gli inquirenti contestano di non essersi attivato affinché tempestivamente fosse inviato sul posto l'elicottero doppio India del soccorso sanitario. L'altro elicottero, il Drago dei Vigili del Fuoco, era stato fatto decollare da Venezia prima del doppio India, ma arrivò soltanto alle 14:28, un'ora dopo l'allarme lanciato da Patrizia Cormos dal greto del fiume. Il commento degli avvocati difensori dei 4 indagati che hanno ricevuto la notifica della chiusura indagini con i dettagli sulle accuse mosse dalla Procura nei confronti dei loro assistiti. Si tratta di uno snodo fondamentale perché finalmente potremo prendere visione del fascicolo d'indagine e capire qual è il ragionamento alla base dell'imputazione che è stata formulata in bozza per il momento. Diciamo che già dalla sola lettura del capo di imputazione sembrano emergere alcuni passaggi che poi approfondiremo. I miei assistiti sono tranquilli in merito alle loro responsabilità penali perché sanno di aver fatto tutto il possibile in quei frangenti. In buona sostanza si tratterà di verificare se nella catena dei soccorsi si sono verificati dei ritardi che hanno effettivamente concorso a provocare l'evento. Ritengo che sarà fondamentale ricostruire le responsabilità normative che gravavano i soggetti coinvolti e quindi verificare se c'è stato un rispetto dei protocolli che operava per ciascuno di essi. In questi giorni quindi accederemo al corposo fascicolo di indagine, parliamo di circa 8.000 pagine, e valuteremo quindi se presentare una memoria che da subito illustri i motivi per cui si esclude la responsabilità diretta. Questo ci permetterà effettivamente di avere una percezione più puntuale di quelli che sono gli intendimenti della Procura e quindi a comportarci di conseguenza, quindi a escogitare, a riflettere su quelle che sono le posizioni e gli addebiti e ovviamente poter rispondere in maniera adeguata.
E la mamma di Patrizia Cormos ai nostri microfoni commenta la chiusura delle indagini e i primi particolari emersi dal lavoro dei magistrati della Procura della Repubblica di Udine. Anche lì alle 13:48, se qualcuno capiva quanto era pericoloso, si potevano salvare, anche lì in ultimo momento. Adesso sono giusto 8 mesi da quando è successo, sì. So di più perché ho letto un po' quello che ha parlato mia figlia con quelli della Sores, con chi ha parlato. Quindi quello che ho sempre detto, che si poteva fare di più, quindi sono stati praticamente abbandonati là. Tra quello che ha letto, tra le cose che ha letto, cos'è che la colpisce di più? Perché si sono passate queste telefonate che da uno all'altro, che loro dicono che non hanno capito dov'è, però da quello che ho letto mia figlia le ha spiegato che è a Premariacco, sul Natisone, vicino al Ponte Romano, che si trova su un isolotto, quindi proprio alle prime telefonate che lei ha chiamato. Poi ho letto anche che alle 13:48, l'ultima chiamata che ha fatto, ha chiesto lei l'elicottero. C'è una cosa vergognosa secondo me. Dopo tutto quello che hanno passato, sono stati lì vedendo che l'acqua cresce, li circonda, di avere il potere di chiedere l'elicottero e neanche lì nessuno ha fatto niente. Ed ora andiamo a Quarto d'Altino, dove c'è la protesta di ampia sinistra contro le posizioni definite intolleranti e razziste di Roberto Vannacci. Agli attivisti non è stato permesso di avvicinarsi al percorso previsto per l'europarlamentare, hanno quindi manifestato con un sit-in tra canzoni, manifesti e prese di posizione. Sul posto per noi c'era la nostra Anna Maria Parisi e Tommaso Migotto, che hanno seguito proprio la partenza del generale da Quarto d'Altino e poi si è spostato al Torcello. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi per dire tutto il nostro dissenso rispetto ai contenuti che esprime appunto questo europarlamentare. Noi crediamo che quello che porta avanti il generale sia odio, intolleranza, razzismo, valori che in questo territorio non devono trovare nessuno spazio. Noi siamo invece per la tolleranza, per la convivenza, per la solidarietà e per l'antifascismo. È un personaggio che comunque anche il Ministero della Difesa ha sospeso, e perché il nostro messaggio è quello del rispetto per tutti, uomini, donne, bambini, colore della pelle, orientamento sessuale, non c'è nessuna differenza, o meglio, siamo differenti sì, e questo è il bello. Purtroppo il generale Vannacci rappresenta il clima che c'è adesso, dove tante persone votano determinati partiti, ma noi chiaramente non la pensiamo in questo modo e pensiamo che sia importante essere qui oggi, anche se non ci è stato permesso di essere nel luogo dove avverrà il tutto, di essere in via Marzi, ma è comunque importante essere qui, e la cosa positiva è che siamo tante realtà, non siamo assolutamente solo cittadini di Quarto d'Altino, ma ci sono tante realtà anche limitrofe, partiti, associazioni, da Treviso, da Venezia, da Mestre, Casale sul Sile, quindi veramente siamo riusciti a fare rete, e questo per noi è importante perché dimostra cosa pensano veramente i cittadini. Io ho sempre battagliato, specialmente contro i razzisti, contro tutti quelli che professano ideologie contro le persone. Sono orgogliosa di poter ancora dire che il fascismo non deve passare. Ed ora sentiamo le parole del generale Vannacci all'arrivo a Porte Grandi prima della partenza per Torcello. Ieri sera ad Abano Terme la sala era stracolma, il Veneto è sempre accogliente nei miei confronti, trovo sempre molte persone che mi incitano ad andare avanti e che vedono questa mia presenza come un qualche cosa di positivo, e quindi anche piccole contestazioni, però ad esempio in paese c'è un però non le ho viste, le hanno annunciate, non le ho viste, ma io dico sempre, ma invece di contestare in maniera così sterile, ma ci vengono a dire perché non sono d'accordo. Io sono sempre stato disposto al dialogo, a rispondere, e invece purtroppo vedo che insomma si arroccano dietro le tastiere o dietro gli slogan.
Fra poco, lei in questo territorio fra poco si vota, fra pochi mesi probabilmente, ci sono le elezioni regionali. Ci sarà una lista Vannacci? Non lo sappiamo, sicuramente Vannacci ci sarà, nel senso che Vannacci come esponente della Lega, Vannacci come personalità politica, e cercheremo di ottenere il massimo risultato su questo territorio. Con quale strategia? Lo vedremo. E poi non gliela venga a dire, se no elimino l'effetto sorpresa. Ma sia che il centrodestra rimanga unito, sia che la Lega corra da sola, vi siete fatti delle idee? Guardi, di queste cose ne parleremo insieme, ne abbiamo in parte parlato, ma ne parleremo insieme con la Lega e sceglieremo la strategia migliore per raggiungere nella maniera più efficiente il risultato più grande. Un altro dei grandi temi di queste elezioni regionali è il terzo mandato per i governatori. In questo momento per Luca Zaia non c'è un altro mandato. Lei è favorevole o no a una prosecuzione dei mandati superiori ai 2 per i governatori? Guardi, in linea generale io dico che l'elettorato ha sempre ragione, quindi teoricamente il problema dei mandati non si dovrebbe porre. Però di contro c'è qualcuno che qualche anno fa ha detto che invece il problema dei mandati ci fosse, quindi hanno posto delle regole. Visto che mi piace il rispetto delle regole, diciamo che se c'è una regola va rispettata, altrimenti avrebbe dovuto essere cambiata in tempi non sospetti, perché cambiare le regole sotto le elezioni sembra sempre un provvedimento ad personam. E poi un'altra questione, se la regola viene cambiata deve essere cambiata per tutti e non solo per quei casi eccezionali che si rivelano all'ultimo momento, no? Per cui nulla contro il terzo mandato, però ci sono delle regole, rispettiamole. Ha visto che anche il parroco, insomma, Torcello ha detto sì, venga qui ma non venga a fare politica. Lo incontra? Che cosa pensa di questo? Se il parroco c'è, sono molto contento di poterlo incontrare, nessun problema. Anzi, perché no? Se ci fosse, ci vuole benedire? Con grande piacere. Il comitato del modello... Però il parroco ci deve spiegare, se la politica è vietata a Vannacci o a tutti quanti, quindi se il parroco si esprime nella stessa maniera con tutti i politici o solo con Vannacci, perché se fosse solo con Vannacci è un parroco un po' fuori dalle righe, no? Ma questo mondo al contrario diventerà mai un partito? Non lo so, per ora non ci sono assolutamente gli estremi. Io, come dico sempre, il partito è uno strumento e non è il fine è cambiare il mondo. Poi ci collegheremo ovviamente con la nostra Anna Maria Parisi e Tommaso Migot che sono a Torcello dove dovrebbe essere arrivato il generale Vannacci. Ci collegheremo fra qualche minuto, prima però la pubblicità. Con servizio sorella. Siamo tornati in studio, come abbiamo visto nel servizio precedente il generale Vannacci è arrivato a Torcello e lo ha avvicinato la nostra Anna Maria Parisi, che la vedo già sullo schermo. Anna Maria, buongiorno. Eccoci Daniela in diretta con l'eurodeputato Roberto Vannacci, siamo appena attraccati a Torcello, come dicevi tu generale, non è vestito da incursionista, come mai? No, ma perché nonostante i gufi guardi che tempo, una bellissima giornata che ci consentirà di fare questa escursione con tantissime persone, non me ne aspettavo così tante, nonostante il Veneto sia sempre stato una regione entusiasta ed accogliente nei miei confronti e quindi va bene anche un abbigliamento casual. Va benissimo. Ecco, intanto i paganti, perché i suoi simpatizzanti o adepti, come vogliamo chiamarli, per il movimento... Come si chiama il suo movimento? Il mondo al contrario, ma sono dei simpatizzanti, sono degli entusiasti. Gli adepti sembrano più quelli delle sette. Quelli delle sette sembrerebbero, invece no, è tutta gente che ha, rientra nella normalità, che sono persone che evidentemente sposano i valori e i principi che ho diffuso con il mio libro e che continuo a diffondere facendo l'uomo politico. Anche se in tanti non sono dello stesso avviso suo, non sono proprio principi e valori diffusi, così anche i partigiani dell'ANPI e naturalmente i cittadini che hanno manifestato questa mattina ad Altino, da dove è partita la motonave. Meno male, si immagina che brutto sarebbe un mondo dove tutti la pensano alla stessa maniera. L'unica cosa che mi lascia un po' perplesso è che questi signori che manifestano, che vorrebbero annullare gli eventi, censurare, non si presentano mai ad argomentare le loro opinioni e quindi evidentemente
ovviamente non hanno argomentazioni abbastanza solide da proporre. No, veramente generale, loro si sarebbero voluti presentare, diciamo, come comitato d'accoglienza, mettiamola così, nei suoi confronti, però le autorizzazioni non gliel'hanno permesso, ecco. Noi li abbiamo seguiti. No, ma se venissero invece come persone pacate ed educate a discutere e ad argomentare, penso che nessuno glielo impedirebbe. Evidentemente sono comitati d'accoglienza che non rientrano nella democraticità e nel dialogo che si dovrebbe instaurare tra persone che credono nella democrazia. Ecco, dunque è tutto opinabile comunque, ma giustamente ognuno ha diritto di dire come la pensa. Sì, proprio per quello che ha detto, io non ho mai chiesto di annullare l'evento di nessuno, come mai loro invece chiedono di annullare i miei? E questo lo dovrebbe dire proprio interloquendo direttamente. La democrazia non è proprio intesa con lo stesso approccio. Dicevamo comunque tanti suoi simpatizzanti, perché mi accorretta, non sono adepti, 150 i paganti, 35 euro di biglietto, un po' tanto o giusto? Guardi, non ho organizzato io. Quindi bisogna sentire quelli che sono quelli che hanno prestato il servizio, una bella gita in motobarca con connesso il pranzo, penso che il prezzo sia congruo, però ripeto, non l'ho organizzato io, c'è un'organizzazione dietro che ha fatto tutto ciò ed è una bellissima giornata oltretutto per un'avventura di questo tipo. Ecco, prima di cedere la linea, restituire la linea alla collega Daniela Sizia da Studio, da Antenna 3, perché proprio qui a Torcello da Altino? Ma intanto perché Torcello ha una sua valenza storica, identitaria, e quindi qua ci sono le radici della laguna di Venezia, ci sono le radici della civiltà veneziana, quindi perché no partire da questa isola, no? Quindi è un bellissimo inizio e quindi è stata una bella scelta da parte del comitato organizzatore. Un inizio verso l'arrivo a Venezia, a Palazzo Balbi, si parte da qua, nella piccola vecchia Venezia, è così? Perché no? Potrebbe essere un buon viatico. Daniela, se non hai domande da Studio, con il generale Vannacci e le immagini di Tommaso Migot ti restituisco la linea, o hai domande? No, a posto, grazie Anna, grazie davvero, ringrazio anche il generale Vannacci. Noi invece continuiamo, andiamo avanti e torniamo alla cronaca, andiamo a Padova. La nebbia fitta è stata la causa di un incidente a Saonara che avrebbe avuto conseguenze ben peggiori. Una donna è finita in acqua con l'auto, il fratello però si è gettato e l'ha salvata. Ecco il suo racconto. Ti chiama Andrea, ma le porte non si aprono. Si aveva slacciato la cintura, che con tutta la mano l'ho tirata fuori. Le urla spezzano il silenzio ovattato dalla nebbia. Sono le 5:09 quando Andrea Boscaro si precipita fuori di casa in soccorso della sorella che con l'auto era appena finita nell'acqua dell'idrovia che costeggia via Villanova a Saonara. La donna era uscita per andare al lavoro, ma la nebbia era talmente fitta che non riusciva a vedere la fine della stradina che costeggia il canale. L'auto precipita e la 52enne riesce appena a chiamare il fratello al telefono che vive proprio lì. Andrea vede la Renault Twingo in abissarsi e si getta in acqua. È un gesto eroico, ti butti dentro, lei ti chiamava, le luci della macchina erano ancora accese, la batteria andava ancora, le luci della macchina erano ancora accese e lei ti chiamava Andrea, ma le porte non si aprono, non si aprivano. L'acqua aveva già riempito l'abitacolo, in quel momento lo sportello dell'auto si apre. L'acqua fredda ti porta via le mani, le braccia, ti cava il respiro, ma devi lottare, c'è tanto da fare, devi lottare. Quando è riuscito ad aprire la porta e ad estrarre sua sorella, poi cosa le ha dato la forza di tornare a riva? Che era ancora viva, questo era ancora viva. La donna deve la vita al coraggio del fratello Andrea. In poche bracciate riescono entrambi a raggiungere la riva, nonostante l'acqua gelida rendesse difficili i movimenti. Era ghiacciata in ipotermia, ma era ancora viva. Sua sorella cosa le ha detto? Niente. Vi siete abbracciati? Sì. La sua fortuna è che è stata cosciente. È stata cosciente e mi ha chiamato, se no la trovavamo chissà quando. Grazie ad un vicino di casa, nel frattempo erano stati allertati anche i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto e hanno estratto dall'acqua la macchina che ormai era affondata. Sul posto anche i carabinieri e il SUEM per le cure.
Tensione in città, siamo a Pordenone per una nuova rissa tra giovani. Ieri pomeriggio in via Manzoni 7 ragazzi, quasi tutti minorenni, si sono affrontati un tema che noi purtroppo di cui dobbiamo sempre parlare, perché l'abbiamo visto, è successo più volte, anche risse e aggressioni anche nella Marca. Violenza e tensione ieri pomeriggio in via Manzoni, dove una rissa scoppiata alle 14:35 ha coinvolto 7 ragazzi italiani, tutti minorenni tranne uno. Nonostante non fossero armati di mazze o altri oggetti pericolosi, la situazione è rapidamente degenerata. Durante lo scontro il padre di uno dei giovani è intervenuto nel tentativo di placare gli animi. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, che ha identificato i ragazzi e li ha deferiti all'autorità giudiziaria con l'accusa di rissa. Restano ancora sconosciuti i motivi che hanno scatenato l'episodio, mentre le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti. Questa rissa si inserisce in un contesto più ampio di episodi di violenza verificatisi nelle ultime settimane in città. 2 settimane fa in piazza Risorgimento a Pordenone una violenta rissa tra 2 bande rivali era degenerata con l'uso di civette dei giornali come armi. Solo pochi giorni dopo, poco distante da via Manzoni, al Caffè Rose, un cittadino straniero aveva fatto irruzione nel locale, danneggiando tavolini e scagliando almeno 5 colpi, presumibilmente a mani nude, contro la vetrata del bar. Un'escalation di episodi che desta preoccupazione e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle aree urbane. Sono episodi che possono accadere, ma la situazione a Pordenone è assolutamente sotto controllo. Le forze dell'ordine in primis, ma anche il comune assieme a loro con la nostra polizia locale agiscono pienamente sul fronte della sicurezza e anche direi sul fronte della prevenzione. Penso per esempio all'opera degli educatori di strada, quindi gli episodi possono succedere, ma la situazione a Pordenone direi che è assolutamente sotto controllo e non si può parlare di un problema sicurezza. E torneremo a parlare di giovani, di baby gang, torneremo a parlare del disagio giovanile più tardi insieme ad Ivan Scremine, presidente dell'associazione Filo di Simo. Quindi fra qualche minuto insomma riusciremo a sentire, a parlare proprio di questo tema di cui parliamo veramente spesso nei nostri telegiornali. Continuiamo con la cronaca. Quando gli agenti della polizia locale hanno fermato un autocarro sloveno in centro a Padova, non aspettavano di trovarci rifiuti pericolosi. Fermato in Piazza del Santo a Padova dalla polizia locale per normali controlli, si è scoperto che trasportava rifiuti pericolosi. Un autocarro sloveno guidato da un 49enne cittadino croato è stato controllato dalla polizia locale padovana. Dai rilievi è emerso che trasportava catalizzatori esausti provenienti da veicoli dismessi, oltre a materiali in ceramica sia integri che polverizzati. Non solo questo però, perché è emerso anche che il conducente non era iscritto all'albo dei gestori ambientali e non disponeva della documentazione necessaria per il trasporto dei rifiuti. Gli agenti hanno quindi sequestrato il mezzo e denunciato l'uomo. Ladri all'opera, questa volta agiscono all'esterno dei supermercati del Bassanese e prendono di mira persone sole ed anziani. Parcheggio di un supermercato. Uno sconosciuto attira una persona sola appena salita in auto dopo la spesa, con la scusa della moneta caduta sull'asfalto. La vittima esce per controllare e un complice apre la portiera del lato passeggero e ruba la borsa senza che nessuno si accorga, almeno sino a quando non torna al volante. Un furto con raggiro in piena regola che si sta perpetrando negli ultimi tempi anche all'esterno dei supermercati del Bassanese. Le immagini che vi stiamo mostrando sono più che mai eloquenti e, dobbiamo dirlo, fanno davvero tanta rabbia perché vengono prese di mira soprattutto persone anziane. Il video ci è stato girato da una nostra telespettatrice dopo che una parente è stata ingannata e derubata della borsetta con dentro telefono, portafogli, carte di credito proprio in questa maniera bieca e infame. E tra l'altro, ci ha detto, non ha neanche avuto il tempo di andare in banca per bloccare le carte che i malviventi le avevano già prelevato dal conto 500 euro. Proviamo allora anche noi a fare la nostra parte, mettendo in guardia con questo servizio tutti voi telespettatori e telespettatrici, perché, come si è visto da queste immagini, cadere nella rete di questa gente senza scrupoli è davvero un attimo. C'è del soffitto di un'aula della scuola Pascoli, alunni salvi per miracolo, edificio chiuso per le verifiche strutturali.
L'uscita dalla scuola Pascoli nel pomeriggio è tranquilla come sempre. L'appuntamento che mamme e alunni si danno è per lunedì mattina, ma i cancelli non riapriranno per alcuni giorni. La decisione del sindaco di Bassano Nicola Finco deriva da quanto accaduto in mattinata. Sono accaduti alcuni calcinacci all'interno di una classe e quindi per questo ho chiesto subito una perizia su tutto l'istituto che verrà eseguita nei primi giorni della prossima settimana, perché voglio che ovviamente i nostri ragazzi siano all'interno di edifici e scuole sicure. Quindi per i primi giorni la scuola sarà chiusa. Nessuno era in aula al momento del crollo, essendo scolari e insegnanti altrove in quel momento. Del fatto sono state subito avvisate tutte le famiglie. Ancora non è possibile stimare la durata della chiusura. Dipende da cosa ne uscirà da questa perizia, perché se non ci saranno problemi particolari la scuola potrà essere tranquillamente riaperta nei prossimi giorni, ma se dovessimo registrare situazioni particolari, tanto da dover fare degli interventi mirati, ovviamente dobbiamo trovare delle soluzioni alternative. Già oggi pomeriggio ci siamo mossi, stiamo valutando a livello cittadino, anche nelle vicinanze proprio del Pascoli, delle soluzioni alternative in modo da creare il meno disagio possibile alle famiglie, ma soprattutto per garantire edifici sicuri ai nostri ragazzi. Sono 150 gli alunni della primaria suddivisi in 8 classi organizzate con la settimana corta. L'edificio della Pascoli risale agli anni 60 e l'incidente, fortunatamente senza conseguenze, diventa subito occasione di scelte amministrative. Purtroppo nel corso degli anni è mancata una seria pianificazione dell'edilizia scolastica, si sono persi treni importanti come quelli del PNRR e per me oggi, come lo dico insomma da più mesi, la priorità sono gli istituti scolastici. Il tema della pianificazione porta lo sguardo in avanti. L'impegno della mia amministrazione sarà nel realizzare ovviamente il prima possibile una nuova scuola a sud di Bassano e soprattutto continuare un'opera di manutenzione di tutto il patrimonio esistente, anche se ad oggi non abbiamo tantissime risorse, ma lo sforzo che faremo sarà proprio nel intervenire direttamente per mettere in sicurezza i tanti plessi scolastici che abbiamo. Ed ora invece ci spostiamo a Treviso, vedo già sullo schermo il nostro Lucio Zanatta per parlare del master plan dell'aeroporto, ce ne parla il nostro Lucio Zanatta, buongiorno. Buongiorno, sono con Paolo Crucianelli che è il presidente di Italia Nostra a Treviso. Ieri sera c'è stato questo incontro con Legambiente e Comitato No Aeroporto. Perché? Perché c'è stato questo ricorso al TAR che le associazioni hanno vinto con 2 punti molto importanti. Avete vinto per che cosa questo ricorso al TAR del Veneto? Allora, di fatto con 2 punti importantissimi, ovvero l'importanza della salute pubblica e della sicurezza pubblica, che devono essere, di fatto la sentenza mette nero su bianco, che sono 2 elementi fondamentali per la governance di un territorio. Ecco, poi tra l'altro l'idea è quella dell'ampliamento dell'aeroporto, l'aumento dei voli, e dal vostro punto di vista questo non è possibile per Treviso. Tra l'altro noi siamo sulla scia del decollo di Treviso, perché va ricordato che parte degli aerei decollano verso Quinto e parte degli aerei decollano verso Treviso, con inevitabili ripercussioni, anche perché i motori spingono molto, soprattutto poi quando c'è vento avverso come oggi. Diciamo che è un aeroporto che si trova in un'area fortemente urbanizzata e soprattutto ci sono dei valori anche di inquinamento atmosferico che sono già molto alti, quindi con l'aeroporto si va ad aggravare una situazione già molto critica per la città di Treviso, che è una delle città più inquinate d'Italia. Ecco, poi un'altra cosa. La nostra preoccupazione è proprio per questo: salute pubblica e sicurezza pubblica. Noi ovviamente nessuno vuole ledere l'importanza della crescita economica, anche della crescita economica di un privato, però questa non può ledere la salute pubblica e appunto la sicurezza dei cittadini, che devono essere assolutamente al primo posto. Ecco, ieri sera vi siete trovati, naturalmente adesso vi aspettate il controricorso da parte di Air3 Save. Sì, ma siamo preparati. Siamo preparati perché abbiamo che ci seguono l'avvocato Matteo Cerruti, che è proprio uno specialista in questioni appunto di
ambientali, abbiamo tantissimi altri tecnici e di fatto se il TAR ha accolto due delle diverse osservazioni che abbiamo portato appunto in campo è perché abbiamo depositato dei documenti, insomma, con delle motivazioni con un alto peso insomma, specifico. Il ricorso al TAR chiaramente importante, è stato fondamentale ovviamente il comitato di cittadini contro l'ampliamento dell'aeroporto e Italia Nostra e Lega Ambiente si sono appunto uniti in questa importante battaglia che è poi diventata una battaglia legale. Ecco, quindi avete capito, la battaglia continua, la battaglia per l'aeroporto di Treviso, noi continueremo a seguirlo e intanto a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, grazie anche alla sua ospite. Noi rimaniamo nel Trevigiano per parlare di sicurezza del territorio. A Chiarano, Cessalto e Meduna i sindaci sono scesi in strada con gli agenti della polizia locale per i controlli serali, presentato un emendamento ai parlamentari trevigiani. Anche noi dicono dobbiamo fare le multe, troppo poco il personale. Io ho già mandato una proposta di legge ai nostri parlamentari della Lega e anche di Fratelli d'Italia per specificare meglio che anche i sindaci possono, ovviamente su comunicazione poi al prefetto, esercitare le azioni di polizia locale, fare le multe e anche somministrare tutte le altre sanzioni che sono previste. Parte dalla Marca orientale la nuova proposta indirizzata alla politica, e questo nei giorni in cui a Chiarano, Cessalto, Meduna di Livenza è stato avviato per la prima volta il servizio serale di polizia locale contro topi d'appartamento e predoni, task force che ha visto scendere in strada gli stessi sindaci a fianco dei loro agenti. Premetto che non si tratta di ronde e di robe del genere, si tratta di controllo e prevenzione del territorio. Noi sindaci Chiarano, Cessalto e Meduna abbiamo voluto essere partecipi in maniera attiva a questo progetto e quindi vogliamo essere anche presenti alcune volte con i nostri agenti per dare più che altro conforto e presenza soprattutto ai nostri cittadini, conoscendo bene i propri paesi. Iniziativa concordata dunque con la prefettura e con le stazioni locali dei carabinieri, che da sperimentale vuole diventare permanente, anche se il nodo resta sempre quello delle risorse. Tra Cessalto, Chiarano e Meduna abitano circa 10.000 persone, soltanto 3-4 gli agenti di polizia locale effettivi. I sindaci di necessità vogliono fare virtù. Nei comuni piccoli come i nostri, dove spesso c'è un solo vigile urbano, il sindaco magari deve avere la possibilità di sanzionare o comunque mantenere e avere delle possibilità in più. Conosciamo il territorio, i paesi sono piccoli, comunque il sindaco è un pubblico ufficiale, credo che possa farlo, e quindi in questo, se vede la sanzione, se vede il non rispetto delle regole, credo che sia giusto che possa fare anche questo. Anche questa è prevenzione, non deve essere maniera proprio di far cassa, però è vero, dobbiamo aiutare i nostri vigili che fanno un lavoro anche sociale nel territorio. Insomma, se l'iniziativa andrà in porto, i sindaci potranno avere un loro blocchetto per le multe e agire di conseguenza. L'emendamento, messo nero su bianco, parla chiaro. In un comune dove c'è solo un vigile solo come a Chiarano, questo può fare la differenza? Assolutamente sì, potremmo dire che qualche volta è anche il raddoppio delle forze di polizia che sono presenti. Ieri l'appello del sindaco di Treviso Mario Conte, oggi la risposta del governo attraverso il sottosegretario Molteni. Presto gli agenti di polizia locale potrebbero essere equiparati alle altre forze dell'ordine. Il Parlamento sta lavorando a un disegno di legge sulla riforma della polizia locale. Io ne so qualcosa perché sono uno degli autori di quel disegno di legge delega fatto dal governo, che vuole rafforzare il ruolo delle polizie locali. Le polizie locali non sono polizie di serie B, sono una polizia di prossimità territoriale. Una riforma che non può prescindere dall'equiparazione degli agenti di polizia locale con le altre forze dell'ordine, tema non più rinviabile, come sottolineato dallo stesso sindaco di Treviso Mario Conte, anche in qualità di presidente dell'ANCI. Parificazione legale, economica e di strumenti. I fabbisogni di sicurezza nelle città del resto stanno cambiando, di ordine pubblico si occupano quotidianamente anche vigilesse e vigili.
Penso ai reati predatori, penso alla criminalità giovanile, le baby gang, penso al tema dello spaccio. E questo a Treviso, così come in altre città piccole e grandi del Veneto, dove presto arriveranno i rinforzi, a confermarlo il sottosegretario agli interni Nicola Molteni. Il sindaco di Treviso, che è un amico ovviamente, ha incontrato il ministro Piantedosi settimana scorsa, hanno definito la sottoscrizione di un accordo tra il Ministero dell'Interno e ANCI Veneto che va in due direzioni. Uno, rafforzamento della capacità di collocare sul territorio il sistema di videosorveglianza e poi il rafforzamento, come è giusto che sia, degli organici delle forze dell'ordine. Il governo mette in campo tutto quello che serve e continuerà a fare questo per alzare la qualità della sicurezza dei cittadini. Ed ora andiamo nel veneziano, a Spinea, dove oggi c'è stato il commosso addio a Gregorio. Vi ricordo il giovanissimo che è morto dopo un incidente in moto. Per noi sul posto la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Si sono celebrati questa mattina alle 10:30 i funerali di Gregorio Bertoli nella chiesa di Santa Bertilla a Spinea. È stata una cerimonia molto toccante, soprattutto per la folta presenza di chi ha voluto dare l'ultimo saluto a Gregorio. Tantissimi erano i giovani, tantissimi ragazzi coetanei di Gregorio, compagni di scuola e anche di classe, così come anche compagni della vita quotidiana anche al di fuori della scuola, ma tantissimi erano anche i ragazzi dell'istituto di Mirano che frequentava Gregorio, che si trova tra l'altro poco distante dalla sua abitazione di Spinea, dove proprio ieri mattina tutta la scuola ha rivolto a Gregorio un minuto di silenzio proprio per ricordarlo proprio in suo onore. Questa mattina, dicevo, la cerimonia è stata molto toccante sia nelle parole del parroco ma soprattutto in quelle della sorella di Gregorio, Giorgia, che ha voluto ripercorrere quelle che sono stati i loro momenti più belli che hanno caratterizzato la loro vita insieme, dal fatto che lei desiderasse tantissimo un fratellino che poi è arrivato fino poi alla malattia che ha colpito Gregorio all'età di 7 anni, ma ha detto: tu sei riuscito a sconfiggerla, l'hai combattuta, è stato un momento difficile per tutta la famiglia, ma poi eravamo felici perché tu ce l'avevi fatta fino al tragico incidente avvenuto 2 giorni fa lungo via a Seggiano. La sorella Giorgia ha voluto in qualche modo ringraziare anche l'amica che era insieme a Gregorio in quell'incidente e che questa mattina ovviamente non c'era perché è ricoverata ancora all'ospedale. L'ha voluta ringraziare perché ha detto: almeno non se n'è andato solo, almeno tu eri con lui, e questo mi rincuora perché Gregorio non se n'è andato da solo ma eravate insieme. Ecco, questa è in sintesi quella che è stata la cerimonia funebre di questa mattina, una cerimonia davvero molto toccante, per certi versi anche straziante. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi ora lasciamo la cronaca e parliamo di politica, parliamo di elezioni regionali. Seconda cena del centrodestra in poco più di una settimana nel Padovano. In 600 amministratori e politici hanno risposto all'invito di Leonardo Padrin. Tra i big veneti tentativi di disgelo. Li ha riuniti tutti quanti qua assieme per cercare un po' di coesione in questo centrodestra che mai come adesso in Veneto sembra diviso. Ma non li ho riuniti io, il centrodestra in Veneto ha voglia di far politica, ha voglia di partecipazione. Erano in 600 a Cervarese Santa Croce nella campagna padovana, alla fine alla cena per ricompattare il centrodestra organizzata da Leonardo Padrin, ospite d'onore il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone. Ai tavoli del gran cerimoniere Padrin hanno risposto amministratori locali e notabili della politica veneta, con una netta prevalenza di aderenti o simpatizzanti a Fratelli d'Italia e Forza Italia e più di qualche assenza leghista. Convitato di pietra il futuro presidente del Veneto. Prima dell'antipasto, l'Inno d'Italia, tra i commensali la domanda: il centrodestra veneto andrà unito alle regionali? Nessun dubbio da parte di Capezzone. Sarebbe paradossale dare l'idea di una decisione presa a Roma
è imposta ai cittadini veneti che sono abituati da molti secoli orgogliosamente a decidere per se stessi e a non consentire ad altri di decidere da fuori. Sarebbe veramente assurdo pensare di impostare o imporre un meccanismo di questo genere e non accadrà. Pochi dubbi anche per un conciliante Luca De Carlo. Quando possiamo noi stiamo assieme perché ci vogliamo bene. Stefani sabato scorso era ai banchetti Veneto ai Veneti, che sono le parole d'ordine della Lega. Sono parole d'ordine che magari si collidono un po' con quello che è la politica di Fratelli d'Italia. No, ha ragione, anch'io sono convinto che il Veneto debba andare ai Veneti. Infatti noi di Fratelli d'Italia siamo tutti veneti e convintamente veneti, convintamente italiani, quindi non possiamo che abbracciare questo slogan del mio amico Alberto. E sono proprio i numeri della raccolta firme avviata dalla Lega a dare forza alla presenza, in ritardo va detto, alla cena per un impegno milanese, del segretario leghista Alberto Stefani. La nostra casa è il centrodestra. Detto questo, noi siamo la forza politica che conta 159 sindaci, 1178 amministratori e oltre 300 sezioni. Abbiamo lanciato una raccolta firme che in questi giorni sta ottenendo un successo clamoroso. Eravamo già arrivati a 12.000 firme a domenica, durante questa settimana abbiamo raccolto altre firme. Solo oggi a San Giovanni Lupatotto abbiamo raccolto 270 firme in 2 ore e contiamo di superare le 50.000 firme nel più breve tempo possibile. Pace fatta tra Lega e Fratelli d'Italia. Non ancora perché, nonostante le rassicurazioni di Capezzone, il pragmatico Flavio Tosi ricorda agli alleati dove vengono prese le decisioni. Come è sempre stato, verrà presa dal tavolo nazionale perché se Flavio Tosi ovviamente propone un candidato per Forza Italia, Stefani lo propone per la Lega, De Carlo lo propone per Fratelli d'Italia e De Poli lo propone per Noi Moderati, e quindi non arrivi mai alla soluzione. Si voterà in 6 regioni contemporaneamente, voterà la città di Venezia come altri capoluoghi praticamente subito dopo, e quindi è solo il tavolo nazionale che può trovare un equilibrio complessivo tra questi 6 candidati governatori e le città che andranno al voto. Vi spaventa l'idea di una corsa solitaria della Lega? Ma non ci sarà mai. Sono pronto a scommettere qualsiasi cifra che non ci sarà una corsa solitaria, perché sarebbe l'unica possibilità, perché in centrodestra in Veneto ha sempre vinto a mani larghe e vince a mani larghe questa volta, perché il centrosinistra in Veneto non tocca palla. Può toccare palla solo se il centrodestra corre diviso. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, lo avevamo anticipato prima, parliamo di baby gang, parliamo di disagio giovanile, lo facciamo insieme all'ospite che ci ha raggiunto qua in studio, Ivan Scremine, presidente dell'associazione Il Filo di Simo. Buongiorno. Intanto buongiorno. E noi prima di iniziare a parlare però ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato, perché parliamo proprio di baby gang e spaccio con le prove di Ronda a San Liberale. Lucio, buongiorno. Buongiorno di nuovo, sì, San Liberale, noi siamo in Piazza Unità d'Italia e sono con Leonardo Campion, che è uno dei giovani che l'altra sera ha deciso di fare questa passeggiata particolare, ma non è la prima del resto che voi state facendo come prima i trevigiani, però siete venuti qui a fare un giro perché proprio qui a San Liberale? Ma allora, San Liberale è un quartiere storico di Treviso, abbiamo ricevuto delle segnalazioni di problematiche riguardanti appunto la zona, soprattutto nelle ore celari, di schiamazzi ed episodi legati sicuramente allo spazio e al spaccio e altre attività criminali. Abbiamo voluto quindi fare questa passeggiata per prendere coscienza e vedere di persona com'era la situazione e per poter poi studiare come intervenire per risolvere il problema. Noi già siamo stati in contatto con l'amministrazione comunale, che sappiamo già si sta muovendo per fare qualcosa, solo che effettivamente non basta. Quindi la nostra idea è quindi quella di intervenire in prima persona, organizzando magari anche degli eventi che possono riqualificare il quartiere e allontanare i malintenzionati. La prima domanda è, allora, l'altra sera avete fatto questa passeggiata o ronda? È stata una passeggiata, non c'era nessun scopo di intervento, solo per prendere coscienza e verificare appunto le segnalazioni che ci sono arrivate. E quindi il risultato qual è stato? Che effettivamente sono state confermate. Non è sicuramente un bel
bel posto dove girare da soli la sera. Fortunatamente eravamo più di qualcuno e 15. Sì, e quindi non ci sono state problematiche. E speriamo che abbia avuto insomma anche un effetto di deterrente questa passeggiata, che comunque, appunto, come ho già detto, aveva solo uno scopo di prendere coscienza, di vedere com'era la situazione. Ecco, ma secondo voi come si può intervenire? Perché un conto è fare tutta la passeggiata, poi dovete passeggiare tutte le sere, perché appena voi svoltate l'angolo poi la microcriminalità torna fuori. Lo vediamo in via Roma, basta che finisca il turno dell'esercito che passa di ronda, oppure le forze dell'ordine finiscono il loro turno il sabato sera e subito cominciano i problemi. Certo, allora per noi il problema degrado su questa zona, ma come in altre zone della città, che può essere appunto anche via Roma Treviso, si fa con la riqualificazione. Quindi oltre che una riqualificazione proprio strutturale, anche di creazione di eventi, di tutte delle situazioni in cui la cittadinanza può vivere la piazza e quindi appunto allontanare altra gentaglia. Sì, diciamo che sostanzialmente voi puntate non tanto a fare una deterrenza di tipo violento, fra virgolette, cioè assolutamente no, ma accendendo con delle attività che quando si accende, come quando si accende un negozio, quando si lascia accesa la luce di un negozio, questo naturalmente leva il buio dove poi la microcriminalità cresce. Certo, la nostra azione vuole essere sempre propositiva e non solo polemica e sicuramente non violenta. Vogliamo risolvere veramente questo problema in questa zona come in altre zone della città, e quindi cerchiamo delle soluzioni che siano effettivamente efficaci. Ecco, poi tra l'altro voi come associazione non è che fate solamente, diciamo, queste passeggiate delle ronde, voi fate anche sostegno alle famiglie meno abbienti. Certo, noi come Comitato Prima Trevigiani vogliamo essere sempre dalla parte appunto dei trevigiani, quindi oltre alle raccolte alimentari che facciamo fuori dai supermercati, raccogliendo dei beni di prima necessità che dopo vengono destinati a famiglie trevigiane in difficoltà, raccogliamo appunto segnalazioni di cittadini su tutto il comune ma anche su tutta la provincia di Treviso, e dove c'è qualche problema critico noi interveniamo. Insomma, l'idea è quella, insomma, di far crescere la popolazione sia in termini culturali sia magari con un sostegno economico, per evitare che poi questo abbassi e quindi crei problemi e sacche di microcriminalità e spaccio. Assolutamente sì, sappiamo benissimo che la criminalità prolifera sulle zone più deboli, più degradate appunto della città, quindi togliendo il degrado di conseguenza togliamo anche la criminalità. L'ultima domanda è via Roma, che è un punto veramente caldo. A quando le vostre passeggiate tutti i sabato pomeriggio? Allora, è una zona dove noi già abbiamo fatto delle passeggiate e già siamo intervenuti. Non è sicuramente una situazione facile, sappiamo che comunque anche l'amministrazione sta lavorando su questa cosa e noi siamo sempre con le orecchie alzate per risolvere il problema e studiare dei metodi per risolvere anche questa problematica. Solamente che Treviso non è solo il centro della città, ma Treviso è anche i quartieri, quindi per questo noi abbiamo deciso di venire a San Liberale. 6 domande, Daniela? Lucio, a posto, grazie davvero, grazie. Commenteremo adesso questo intervento con l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio. Grazie davvero Lucio, grazie anche al tuo ospite. Dunque, parliamo di baby gang, parliamo di disagio giovanile, sì. Purtroppo un fenomeno che sta crescendo e che sta davvero preoccupando. Abbiamo visto anche, che non riguarda solo la Marca e non riguarda solo il Veneto, abbiamo visto in Friuli, abbiamo visto a Pordenone con una rissa con più minorenni, in una situazione che qualcuno dice forse sta sfuggendo di mano. Beh, è una cosa molto complessa ed è anche difficile da analizzare. Farei una distinzione comunque legata al fatto proprio del disagio giovanile. Esiste il disagio giovanile del quale noi cerchiamo di occuparcene e esiste la criminalità, che sono due cose diverse. Io direi che le baby gang vanno più sul lato criminale, perché oggi si attrezzano come fossero dei criminali, quindi hanno delle armi, e là credo che l'unica maniera per cercare di arginare, di modificare le cose sia
appunto utilizzare gli strumenti che la legge ha a disposizione ed applicarli, credo. Poi io non sono un esperto e quindi faccio questa distinzione. Il disagio vero e proprio giovanile del quale noi ci occupiamo è quello che i ragazzi in questo momento stanno attraversando e che molto spesso li portano alle scelte estreme. È un disagio giovanile che in 10 anni circa ha avuto dei cambiamenti radicali, perché a mio avviso, vivendolo, mi dà l'impressione che oggi una generazione si sviluppi nell'arco dei 5 anni. Simone, ormai penso che le persone sappiano che era mio figlio che si è suicidato nel 2021, aveva 27 anni, apparteneva a una generazione che soffriva dal punto di vista di inadeguatezza, nel senso che era una generazione che aveva degli obiettivi importanti da raggiungere, il fatto di non riuscire a raggiungerli e condita da questa fragilità che avevano, il più delle volte li hanno portati a gesti estremi. Quella centrale. Una generazione, mi scusi, una generazione più fragile da questo punto di vista? Sì, abbiamo di fronte una generazione fragile, forse resa per colpa nostra anche, parlo per quanto mi riguarda, dove abbiamo sempre cercato in qualche maniera di semplificare un po' la vita, dandogli continuamente degli strumenti e semplificando un po' le cose. Quindi il fatto a volte di accettare il no diventava difficile e li portava a delle scelte difficili. A 27 anni, nel periodo di Simone, comunque c'era la difficoltà nel mondo del lavoro, a 27 anni non avevano delle certezze e quindi questa difficoltà si faceva sentire, l'inadeguatezza poi li portava alle scelte estreme. Col percorso del tempo oggi molto probabilmente abbiamo un problema inverso, perché la soglia del suicidio si sta tristemente abbassando come età. Ieri sera noi abbiamo avuto un incontro molto importante, abbiamo usufruito della fortuna di poter proiettare un film che si chiama Giocattoli di Alessandro Martini, che tra le altre robe è un trevigiano, che ha prodotto questo film e appunto ci permette di innescarci nella possibilità di trovare delle soluzioni a questi eventi così tristi e cercare di aiutare questi giovani a superare, insomma. Ecco, lei diceva la soglia purtroppo si è abbassata. Sì, la soglia si è abbassata, noi abbiamo un osservatorio all'interno dell'associazione e vediamo che insomma, i casi al di sotto dei 10 anni per quanto riguarda l'aiuto che chiedono è sempre più frequente. Comincia soprattutto al nord Europa e scendendo verso di noi ad abbassarsi anche l'età del suicidio. Ragazzini di 9-7 anni si suicidano e questo è un segnale preoccupante. È un segnale molto preoccupante, sì, perché insomma sono veramente bambine, possiamo ancora definire, sono bambini questi. Sono bambini che molto probabilmente diversamente dalle soglie di età che vanno dai 27 ai 18-19 anni, che a volte arrivano al suicidio dopo aver fatto dei tentativi di suicidio, molto probabilmente questa fascia di età più fragile è più impulsiva, quindi è più immediata e di conseguenza è anche secondo me un fenomeno un po' nuovo. Ecco, lei diceva anche è aumentata la richiesta di aiuto però, sì, da parte probabilmente più dei familiari che dei bambini o dei ragazzi. Sì, certamente. Sì. No, diciamo che l'unico segnale insomma, che ci rincuora un po' è che il fatto che le persone si stanno avvicinando più facilmente a chiedere aiuto. Era un po' una cosa per la quale noi abbiamo sempre cercato di insistere e oggi ci rende insomma non contenti, perché un tema del genere non può renderci contenti, ma ci rende un po' più tranquilli, perché il fatto di poter avere delle persone che si avvicinano e chiedono aiuto per noi è importante. Ieri mattina per esempio noi abbiamo un progetto molto importante che si chiama Microfragile, andiamo nelle scuole e con la musica avviciniamo i ragazzi e vediamo, finora abbiamo avvicinato circa 1 migliaio di ragazzi, finiremo il progetto, ne avvicineremo più o meno un 2000 qualcosa e vediamo che i ragazzi, che per i quali io ho sempre avuto i giovani in una stima incredibile perché hanno delle potenzialità pazzesche, si aprono e questo è un segnale importante, ci chiedono come fare, ci chiedono dove potersi rivolgere e credo che questo non sia
una strada che ci farà cambiare completamente l'excursus, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però in qualche maniera ci permetterà di raccontare storie diverse. Ecco, questo è un progetto molto importante. Voi andate in che scuole? Ma noi siamo andati a Castelfranco, siamo andati al Besta. Abbiamo Alle fatto superiori? Superiori, sì, terze e quarte. Andremo però a Zero Branco alle medie. Non esiste, secondo me, una soglia di sicurezza, nel senso che al di sotto è pericoloso parlare. Bisogna parlare di suicidio, bisogna trovare le parole giuste per dirlo. Noi andiamo con la musica, ogni brano viene poi espletato da uno psicoterapeuta che lo rende fruibile ai ragazzi, e quindi questo abbiamo visto che noi ci sta aiutando tantissimo. La sera Amico Fragile poi si sviluppa sempre in un teatro o una struttura del comune, dove noi suoneremo per i genitori. Abbiamo utilizzato la musica perché crediamo che l'arte sia uno strumento importante per parlare più o meno allineati con lo stesso linguaggio. E vi siete accorti che i ragazzi, i bambini, i ragazzi, comunque gli studenti si rivolgono a voi, si riescono ad aprire? Sì, si rivolgono, direi anche in maniera importante. Che cos'è che chiedono maggiormente? Allora, i ragazzi in questo momento, dopo aver fatto questa tipologia, insomma, di contatto musicale, si avvicinano e ci chiedono dove rivolgersi. Ci chiedono, qualcuno ci ha anche chiesto, perché noi poi abbiamo un altro progetto che si chiama Angelo dalla pelle sottile, dove io racconto la storia di Simone in maniera molto cruda, e abbiamo dei ragazzi che si avvicinano e ci chiedono: guardi, ma noi non siamo proprio così, ma ci piacerebbe parlare con qualcuno. Quindi per noi questo è quello che ci rende il cuore gonfio, insomma, di soddisfazione, perché molto probabilmente stiamo andando in una strada che crediamo sia quella che abbiamo ritenuto giusto. Poi abbiamo pensato che la famiglia molto probabilmente è l'anello un po' più debole, e quindi abbiamo cercato di mettere in atto quello che noi come famiglia abbiamo pensato ci fosse mancato. Quindi abbiamo istituito 2 laboratori. Un laboratorio serve per accogliere i genitori che hanno avuto un evento suicidario in famiglia e aiutarli ad accettare e a superare questa forte tragedia che non si supera. E un altro laboratorio invece che si occupa di aiutare i genitori a gestire i familiari che soffrono di stati depressivi in casa, perché i genitori devono affrontare un evento nuovo, non conosciuto, senza aver avuto nessun strumento. Senta, dietro a tutto questo c'è la sofferenza dei giovani. Perché si è arrivati, secondo voi, a questo punto? Ma perché secondo me, secondo noi almeno, i giovani hanno, come ribadisco sempre, una potenzialità incredibile. All'improvviso i giovani sono vittime della quotidianità. Cosa significa? Le famiglie sono costrette a vivere a dei ritmi veloci, la vita è fatta così, e quindi si trovano in qualche maniera senza risposte. Sono dei giovani che la nostra forse troppa attenzione li ha resi fragili, e quindi nell'incertezza e nei no negativizzanti trovano difficoltà. Dà quasi l'impressione che l'isolamento che costantemente hanno li porti a sentirsi indifferentemente soli, e poi questo li porta all'inadeguatezza, li porta a questo disagio, e si portano dentro tante cose perché non hanno più la forza di aprirsi con le persone. Ci sono dei segnali che i genitori possono percepire, capire? Allora, i segnali sono ipotetici. Diciamo che noi come genitori abbiamo visto che Simone nei momenti difficili aveva dei segnali tipo, non so, dolori alle gambe, male allo stomaco, era apatico, aveva perso la voglia degli amici. Simone era un empatico, uno che aveva tantissimi amici, quindi all'improvviso si vengono a perdere tutte cose. Questo non significa però che sicuramente il figlio soffra di stati depressivi gravi. È un processo comunque che può mettere leggermente in allarme una famiglia e magari pensare di rivolgersi a una struttura di professionisti, che come noi ce ne sono tantissime comunque. Non è che, ecco, il Filo di Simo sia quell'associazione che è nata anzi noi non siamo niente, siamo una piccola goccia nell'oceano che cerca di aiutare nel possibile. Sente, lei ha detto io racconto la storia di Simone per far capire. Se dovesse tornare, che cos'è che come descriverebbe Simone?
Simone era un ragazzo come tutti gli altri, noi siamo una famiglia semplicissima come gli altri, in realtà Simone aveva un dono di natura che era l'empatia. L'empatia è quella cosa che ti permette di piacere a prescindere, ma non hai nessun merito, è un dono che ce l'hai. Simo era così, Simo è un po' l'asse portante di questa associazione, lui si preoccupava sempre degli altri. Simone era 1 anno e mezzo che stava male, però nonostante avesse questa fase difficile della sua malattia, del suo stato depressivo, confusionale, si preoccupava delle persone come stavano. Adesso non che fosse un buon samaritano, era un ragazzo come tutti gli altri, aveva questo dono di preoccuparsi per gli altri. Quindi noi, bene o male, e senza volerlo, l'associazione piano piano ha preso questo indirizzo e siamo fortunati perché all'interno dell'associazione abbiamo delle persone stupende che ci aiutano a portare avanti questo progetto, perché senza di loro non avremmo fatto sicuramente nulla. Quanti ragazzi, come magari se è possibile saperlo, quanti ragazzi vi hanno chiesto aiuto? Magari nell'ultimo anno? Noi, allora, siamo nati 4 anni fa e in 4 anni noi abbiamo avuto 300 contatti. Di questi 300 contatti nell'ultimo anno sono aumentati parecchio. Oggi abbiamo circa 150 ragazzi in accoglienza. Accoglienza significa che noi facciamo le psicoterapie. Una cinquantina di ragazzi, orgogliosamente diciamo che siamo riusciti, anzi gli psicoterapeuti sono riusciti a fargli riacquisire la seconda opportunità, che crediamo sia un diritto di tutti. Abbiamo un dato attuale che ci porta un po' a riflettere che in questi ultimi 2 mesi abbiamo avuto un aumento importante di richieste, mediamente un paio al giorno, e anche comunque con un livello di età che si sta alzando, quindi familiari un po' più adulti. Ma e quindi, mi scusi, negli ultimi 2 mesi è aumentata la richiesta di aiuto? Sì, è aumentata la richiesta di aiuto. Noi abbiamo sempre avuto comunque una richiesta media giornaliera di 1 persona o 2 persone. Adesso negli ultimi 2 o 3 mesi sta aumentando abbastanza, siamo anche a 2 o 3 casi al giorno. Ed aumenta però anche l'età? Sta aumentando anche l'età perché molto probabilmente noi stiamo lavorando molto nelle famiglie con questi laboratori, molto probabilmente, ma non per merito nostro sicuramente, c'è una presa di responsabilità anche dagli adulti. Allora, noi abbiamo questo esempio che io porto e credo che questo sia una cosa fondamentale. Quando è nata l'associazione, la nostra coordinatrice, che tra altre cose è un'insegnante delle scuole elementari, con le loro ragazzine, siccome il filo di Simo è una trasposizione del filo d'Arianna, hanno deciso le ragazzine di confezionare degli oggettini per raccogliere fondi per noi. Queste ragazzine sono state devastanti, hanno fatto una roba incredibile, hanno raccolto, si sono date da fare. Queste ragazzine sono cresciute e queste ragazzine sono alle medie. Oggi 2 o 3 di queste ragazzine ogni tanto contattano la nostra psicoterapeuta dicendo lei la chiamano teacher. Teacher, c'è un nostro compagno di classe che ha gli occhi tristi, cosa possiamo fare? E questo è lo scopo che noi volevamo, perché se vogliamo cambiare questa situazione e anche la percezione della parola suicidio dobbiamo iniziare dalle scuole. E questo è un punto importante da cui bisogna partire, perché il non girarsi dall'altra parte può salvare una vita. Certo, soprattutto sì. Questo è fondamentale, non c'era questa cultura, perché magari invece adesso... No, non per merito nostro, perché adesso sarebbe presunto. Però... Molto probabilmente merito anche insomma, delle TV come voi, di tante altre TV, che si comincia a parlare di suicidio. Finora parlare di suicidio era difficile perché dietro si nascondeva l'emulazione, si nascondevano tanti tabù. La realtà è che si può parlare di suicidio, magari non descrivendo nel dettaglio come si fa, sicuramente l'emulazione non viene utilizzata. Io porto un altro esempio, io ho avuto la sfortuna di perdere i genitori molto giovani, negli anni 90 mia mamma è morta di tumore, la realtà negli anni 90 non si parlava di tumore, si parlava di brutto male. Oggi, grazie ad associazioni importanti, anche come Amiche per la Pelle e tante altre, si è sdoganato e si parla in maniera corretta di questo tipo di patologia che insomma si può curare. Diciamo che secondo me, per fortuna, l'informazione, il parlarne aiuta le persone a renderle consapevoli e quando si è consapevoli si può avere il coraggio di trovare gli strumenti per superare queste situazioni.
Fra le tante storie che immagino lei avrà sentito, c'è una storia, a parte ovviamente quella di suo figlio, che l'ha colpita maggiormente? Per me ogni storia è difficile, perché ogni storia è una storia con un racconto diverso. Tra altre cose, noi abbiamo deciso che come associazione l'area psi, come la chiamiamo, è blindata. È vero comunque che noi, io e mia moglie, parliamo spesso con i genitori che hanno subito questa tragedia, perché questa è una tragedia. Parliamo con loro perché siamo convinti che poter condividere il dolore e poterlo in qualche maniera confrontare può aiutare, perché può rendere l'altra persona consapevole che forse un atteggiamento diverso può essere importante. Quindi per me qualsiasi storia è una storia importante, il fatto solo che insomma, le persone affidino le loro emozioni a noi e si confrontano per noi è qualcosa di importante. Significa che insomma, Simone ci ha lasciato un testimone, ed è un testimone che noi abbiamo cercato di raccogliere e di onorare. Tante iniziative, tanti progetti, ci diceva, sia per aiutare le famiglie, ma soprattutto per aiutare proprio i giovanissimi. Sì, no, noi, allora, Amico Fragile nasce perché un giorno, insomma, con il nostro gruppo ci siamo resi conto che per i giovani non facevamo molto, facevamo clinica importante, ma c'era la necessità di creare qualcosa che trasferisse alla comunità e anche alle amministrazioni che questi ragazzi, se gli diamo la possibilità di mettere in evidenza queste grandi capacità che hanno, sicuramente riusciranno a uscire, no, da questo tunnel. Ieri mattina è stata una cosa bellissima, perché alla fine l'ultima canzone di chiusura di questi eventi che noi facciamo la mattina, queste lezioni in musica, è stato pescato tra il pubblico dei ragazzi un ragazzo che è venuto lui a cantare, quindi per noi è diventata una festa all'interno di un ambiente dove abbiamo parlato di cose forti, pesanti, abbiamo parlato della possibilità di morire e della possibilità del coinvolgimento. Pensate che ogni suicidio porta con sé la tragedia di un centinaio di persone, che sono tutti coloro che vivevano intorno alla persona che si è tolta la vita, e che qua vorrei anche dire che normalmente si pensa, ma chi si toglie la vita non fa un gesto egoistico per gli altri, fa un gesto egoistico per se stesso, per non disturbare coloro che lo affiancano, perché loro sistematicamente tentano sempre di scusarsi continuamente. Quindi io continuo sempre a ribadire che è importantissimo l'ascolto, la presenza e l'aiuto di questi ragazzi, e anche non più ragazzi, che chiedono aiuto. Per chi volesse magari contattarvi e ci sta guardando e magari chiedere aiuto? Sì, allora noi abbiamo una pagina Facebook abbastanza frequentata, dove là ci sono tutti i nostri riferimenti. Questo numero di telefono, che è 351 503 2430, ma che comunque in tutte le nostre pagine e comunicazioni è presente, basta chiamare, e se non si riceve subito la risposta basta inviare un messaggio con i propri riferimenti. Nell'arco brevissimo di poco tempo viene richiamato, e entro le 24 ore riceverà una chiamata dalla nostra coordinatrice, che farà un primo colloquio telefonico, e poi verrà, in base alla localizzazione della persona, ridistribuita nei 5 sportelli che abbiamo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di strutturare quello che a noi come famiglia era un po' mancato, ma non per colpa dell'USL o del pubblico. Purtroppo la realtà è che il pubblico deve lottare con un numero ridotto di persone a un altissimo numero di richieste. Noi siamo fortunati, abbiamo circa 16 tra psicologi e psicoterapeuti, quindi insomma riusciamo a gestire più velocemente. Noi siamo arrivati al termine. Io, se lei dovesse rivolgersi ai giovani, perché più che le famiglie probabilmente ai giovani, che cosa direbbe loro? Io ai giovani direi di non perdersi d'animo, perché le loro qualità sono incredibili, e di dare più valore alla propria vita, quindi di buttarsi nello sport, di darsi all'arte, cantare, perché tutti questi strumenti sono degli strumenti che gli permettono di riappropriarsi della propria vita.
Io ringrazio davvero Ivano Scremin per essere stato con noi, speriamo di averlo altre volte, anche perché sono argomenti che vanno trattati e più se ne parla, e forse insomma anche solo salvare una vita, l'abbiamo sempre detto. Certo, è già un risultato importante. È già un risultato importante. Grazie davvero. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, io ringrazio anche i registi Alessandro Granziera e Mattia Pizzaia per averci insomma seguito fin qui, l'appuntamento ovviamente per la prima edizione per domani, grazie davvero per averci seguito e arrivederci.